Sconto dall'Inps di Treviso i primi dati ad oggi, 822 hanno chiesto di andare in pensione, più della metà sono dipendenti pubblici, per il reddito di cittadinanza 20.000 potenziali domande. Le motivazioni della sentenza di assoluzione per la tragedia del molinetto di Refrontolo, evento atmosferico imprevedibile, ma i partecipanti furono imprudenti, i familiari delle vittime, ingiusto. Tragico schianto sulla Val Sugana, morta un'infermiera di 46 anni di Borso del Grappa, rientrava dal turno di notte all'ospedale di Feltre. Il presidente della regione Zaia ha convocato per domani la consulta per l'autonomia all'ordine del giorno, un aggiornamento complessivo sullo stato del percorso per l'acquisizione dell'autonomia differenziata. Nella Marca oltre 13.000 i seggi del Partito Democratico per eleggere il nuovo segretario nazionale. Risultato incredibile, esultano i vertici provinciali. Primo trofeo nella seconda era del basket trevigiano, la De Longhi Treviso conquista contro la Fortitudo la Coppa Italia. Domani la partita in onda su Tele Nord-Est. Domani gran finale del Carnevale con la sfilata dei carri del Martedì Grasso, a Conegliano attese dalle 10.000 alle 15.000 persone, dalle 14.45 la sfilata in diretta su Antenna 3. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. In primo piano i provvedimenti in discussione al Senato su pensioni e reddito di cittadinanza, perché oggi l'Inps ha fornito i dati provinciali su quante persone andranno in pensione, appunto approfittando dell'opportunità offerta da quota 100, e quanti invece hanno diritto al reddito di cittadinanza. Sentiamo. Anche i trevigiani guardano con interesse ai nuovi provvedimenti in discussione al Senato col decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza. Se alla fine di febbraio erano quasi 78.000 le domande di pensione arrivate all'Inps da tutta Italia, oggi in Camera di Commercio il direttore provinciale dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha comunicato il numero delle richieste giunte agli uffici di Viale Trento Trieste alle 10 di questa mattina, che hanno impensierito e non poco i sindacati. Sono dati che ci fanno naturalmente preoccupare il giusto, perché a questa mattina, e siamo all'ordine dell'apertura, già 822 domande sono state richieste, e quindi l'uscita di tutti questi lavoratori dal mercato del lavoro sono assolutamente preoccupanti, visto che poi di questi 822 il 60% riguarderà il pubblico impiego, dove sappiamo appunto sanità, scuole, uffici pubblici, servizi alla persona fondamentali per noi. Sindacati che già vedono l'emorragia di professionalità con un inevitabile salto generazionale nel privato, ma anche veri e propri buchi occupazionali nel pubblico causati dalle lungaggini per concorsi ed assegnazioni. E non è l'unico dato comunicato che impensierisce i sindacati, e non solo. Sull'altro fronte, e con le debite attenzioni, l'Inps sta facendo i conti sulle possibili richieste per il reddito di cittadinanza, che potrebbero a breve arrivare da tutta la Marca. Anche i dati ipotetici teorici sui beneficiari del reddito di cittadinanza su Treviso sono preoccupanti, perché 20.000 possibili beneficiari, dei quali 7.000 richiedenti nel comune di Treviso, danno uno spaccato di una provincia che è all'inizio di un cambiamento, di una logica dove il lavoro era il fondamento per tutti. Dati comunicati in Camera di Commercio questa mattina nel corso del report sullo stato dell'economia trevigiana. Sentiamo. Aumentano gli occupati, aumentano i contratti a tempo indeterminato, aumentano gli ordinativi e di conseguenza il fatturato delle aziende della Marca. Questo è il bicchiere mezzo pieno dell'economia trevigiana raccontato oggi dalla Camera di Commercio. L'altra fotografia, quella che deve far pensare, parla invece di ritorno alla cassa integrazione dall'inizio del 2019, a commesse con breve termine di scadenza e soprattutto alla poca propensione delle aziende ad investire nell'innovazione dei sistemi produttivi. Tradotto, qui come a Vicenza stiamo trainando il prodotto interno lordo nazionale, ma i nostri imprenditori sono sempre più perplessi sul futuro del sistema Italia. Ma iniziamo con l'occupazione. Un bilancio positivo, un saldo positivo di oltre 8.000 unità. La cosa più positiva è che oltre la metà di questi posti sono stati a tempo indeterminato. Ma è il dato sulla cassa integrazione in crescita in questi primi 2 mesi a far dire al ricercatore.
C'è sicuramente un clima di incertezza, c'è un rallentamento, c'è crescita ancora occupazionale, ma sicuramente è meno veloce. Incertezza ribadita soprattutto dalla continua caduta della domanda interna, con le aziende che si salvano solo grazie all'export, seppur con commesse a breve termine. Sulla domanda interna invece c'è troppa incertezza e questo per esempio si riverbera anche sulle scelte di investimento. Un dato secco: nel 2017, anno che si andava a gonfie vele, il 60% delle imprese manifatturiere ha deciso di investire, per il 2019 questa quota scende al 40%. Incertezza economica determinata, secondo il Presidente di Camera di Commercio, dall'incertezza politica. Io trasmetto quello che i miei imprenditori mi dicono, cioè la mancanza di una linea chiara del governo su dove investire, su come investire, e ovviamente ne paghiamo le conseguenze come imprese. Inevitabile quindi l'appello alla politica trevigiana che ci rappresenta a Roma. Intanto una bella riforma elettorale, che non si vada a elezioni ogni 3 mesi, perché quello che dà incertezza a questo Paese sono le troppe elezioni. Le troppe elezioni cosa vuol dire? Non prendere provvedimenti perché l'elettorato non ti paga e di conseguenza si ha sempre paura dell'esito delle urne. Il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zai, ha convocato per domani a Venezia la consulta del Veneto per l'autonomia. All'ordine del giorno dell'organismo un aggiornamento complessivo sullo stato del percorso per l'acquisizione dell'autonomia differenziata e sulla proposta di intesa con il Governo. Della consulta fanno parte tutte le rappresentanze della società veneta, gli enti locali, le associazioni imprenditoriali ed economiche, il mondo della cooperazione, i sindacati, i rappresentanti del terzo settore e le università. La cronaca giudiziaria, ora depositate le motivazioni della sentenza di assoluzione dei 4 imputati per la tragedia del Molinetto della Croda a Refrontolo, motivazioni che parlano anche di imprudenza dei partecipanti. La reazione dei familiari delle vittime. Per quello che penso io, mio marito non era un imprudente, anzi, sì, aveva anche una piccola a casa. Michela Bizdarè è arrabbiata. Nella motivazione della sentenza per la tragedia del Molinetto della Croda, suo marito Fabrizio Bortolin, una delle 4 vittime di quella notte, non può passare come una persona imprudente. Bisogna essere nelle situazioni per vedere cosa passa per la testa di una persona, insomma. In quei momenti lì? Sì, può essere anche, può venirti il panico o qualcos'altro, insomma. Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione dei 4 imputati per la tragedia del Molinetto della Croda a Refrontolo il 2 agosto 2014, tra i quali il presidente della Proloco Walter Scapol, il giudice trevigiano Angelo Mascolo attribuisce un peso significativo anche alla sottovalutazione del rischio da parte dei partecipanti alla cena, che avrebbe fatto rescindere in modo totale il nesso causale tra i fatti di cui sono stati accusati gli imputati e la tragedia. Nella sentenza si legge: l'imprevedibilità di un evento atmosferico eccezionale, ma anche l'imprudenza di chi non lasciò lo stand della festa degli Omi, malgrado l'acqua continuasse a salire. Lo dimostrano foto, video di chi in piedi su panche e tavoli continuava a scherzare invece di andarsene. Non vi erano ostacoli di nessun tipo al loro doveroso allontanamento. Perché l'acqua raggiungesse un livello pericoloso ci è voluta più di mezz'ora. Il giudice definisce un istinto naturale quello di andare in cerca di cause ed eventuali responsabilità, riferendosi alle famiglie delle vittime e all'opinione pubblica stessa. Ma in questo caso, aggiunge, è impossibile, poco generoso scrive anzi Mascolo, coinvolgere persone che nulla potevano fare per evitare l'evento. La perizia su cui il magistrato basa le valutazioni afferma che quell'evento meteorologico era imprevedibile per diversi motivi. Questo non esenta da critiche il piano di emergenza del comune di Refrontolo, che malgrado l'area del Molinetto fosse già stata teatro di inondazioni in passato, non veniva attualmente individuata come zona a rischio. La vedova di Fabrizio Bortolin però ha un'impressione: le responsabilità vengono date ai morti perché non possono difendersi. Secondo me vogliono dare la colpa a chi non c'è più, insomma, perché non ci sono più e non possono dire come realmente è andata quella sera. La cronaca, tragico schianto questa mattina sulla Valsugana, morta un'infermiera di 46 anni di Borso del Grappa, rientrava dal turno di notte all'ospedale di Feltre, la sua auto è finita contro un camion.
Ancora una volta la Valsugana, ancora un lutto, ancora una volta una strada bloccata per ore. Il dolore si somma ai danni per le mattinate perse, per l'economia locale, per il trasferimento di merci e di persone. Dire l'ennesima mattinata da incubo non è retorica, perché qui il termine ennesima è di per sé una notizia. Quindi la settimana nera ennesima della statale 47 inizia alle 7 di lunedì mattina, quando i mezzi di soccorso devono partire in sirena per uno scontro frontale a Merlo, una località di San Nazario. Qui si erano appena scontrati frontalmente un utilitario con un mezzo pesante, impatto violento che non ha lasciato alcuna possibilità ad una signora di 46 anni residente a Borso del Grappa. Era a fine del suo turno di notte. Non è difficile pensare che questo abbia influito sulla dinamica dell'incidente, circostanza che verrà naturalmente verificata solo dalle indagini. Dramma nel dramma, l'autotrasportatore con cui si è scontrata era un vicino di casa. Operazioni di soccorso che sono andate avanti per ore da parte di SUEM, Vigili del Fuoco, così come i necessari rilievi da parte della Polizia Stradale. Tutto bloccato, con la Polizia Locale a cercare di arginare i gravi problemi di viabilità. Ancora una volta sul banco degli imputati non può che esserci la grande acclarata pericolosità della Valsugana, che ha avuto in queste settimane l'evento simbolo nel gigantesco incidente di gennaio dovuto alla strada ghiacciata, incidente per cui sono stati disposti accertamenti tecnici e anche giudiziari che dovranno stabilire se l'incidente fu solo un capriccio del destino. Si muove qualcosa a proposito di sicurezza della Valsugana o siamo a bocce ferme? Si muove qualcosa dal punto di vista formale, nel senso che sono stati assegnati questi 8 milioni di euro ad ANAS per la progettazione e l'ammodernamento di questo tratto. Dire che si muove qualcosa è quasi offensivo per la nostra popolazione, per l'incolumità pubblica, perché la risoluzione di questo problema si protrae da 40 anni e quindi la gente, gli amministratori, io credo che tutti noi siamo stanchi di aspettare, anche perché c'è la spada di Damocle del completamento della pedemontana che apporterà maggior traffico in una situazione in cui ci sono dei centri abitati che stanno diventando un vero e proprio cimitero. L'arteria è pericolosa già di per sé stessa, perché è magari stretta, perché è magari trafficatissima, e ci aggiungiamo comportamenti scorretti da parte degli automobilisti e da parte di traffico pesante, chiaramente il pericolo si aggiunge al pericolo. Raccoglievano senza autorizzazione fondi per un'associazione benefica la cui esistenza è ora oggetto di indagini. Le segnalazioni dei cittadini al comando di Polizia Locale di Treviso e vari post diffusi sui social hanno fatto scattare immediati controlli. Vediamo. In parecchi li hanno notati venerdì e sabato scorsi mentre nel parcheggio di un supermercato trevigiano donavano palloncini colorati in cambio di una donazione a nome di una onlus di Portici nell'area metropolitana di Napoli. Secondo quanto riferito dai due giovani, i soldi andavano a progetti per aiutare i bambini ricoverati in ospedale. Nonostante non venisse specificato, essendo a Treviso, in molti hanno pensato che il denaro andasse al progetto Giocare in Corsia della LILT, unica associazione autorizzata, grazie alla convenzione con l'ULSS 2, ad effettuare i giochi con i clown nelle pediatrie del Cafoncello e dell'ospedale di Conegliano. La cosa è stata segnalata e subito la LILT si è premurata su Facebook di prendere le distanze dall'iniziativa, che nulla ha a che vedere con l'ente che tanto sta facendo nel territorio per la prevenzione e la lotta ai tumori. Quello che noi raccomandiamo è sempre di cercare di identificare le persone e soprattutto la LILT opera da 40 anni nel territorio trevigiano, il progetto Giocare in Corsia è attivo da 25 anni, quindi in genere i nostri volontari sono anche conosciuti, ma è sempre opportuno che dietro una consegna di denaro corrisponda sempre una ricevuta. Ecco, la LILT rilascia ricevute per ogni donazione che riceve. Noi ci teniamo a una trasparenza assoluta perché tutto il denaro che noi riceviamo lo riversiamo sul territorio, abbiamo un bilancio che è certificato e ci teniamo a questa trasparenza. E sabato pomeriggio, dopo la segnalazione di alcuni cittadini ed il tam tam sui social, nel parcheggio del supermercato è arrivata anche la polizia locale, accertando che il banchetto per la raccolta fondi era privo di autorizzazione. I due volontari sono stati quindi sanzionati con una multa da 150 euro. Ora sono in corso accertamenti sulla onlus campana per verificare se effettivamente esista e soprattutto che fine faccia il denaro raccolto. Il supermercato, in assoluta buona fede nel concedere lo spazio, è totalmente estraneo alla vicenda.
Il vizio del gioco lo ha spinto a violare la libertà controllata, per questo un giovane nigeriano arrestato per spaccio è finito nuovamente in cella. A tradirlo è stato il vizio del gioco e delle scommesse che gli è costato niente meno che il carcere. Un ventenne nigeriano, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato sabato pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Treviso. Su di lui gravava il divieto di ritorno nel capoluogo della Marca, divieto che ha violato per raggiungere una sala slot nel quartiere di San Giuseppe. Il giovane era stato arrestato l'11 ottobre scorso in via Roma, dove era stato trovato in possesso di 13 dosi di marijuana per un totale di 22 grammi e 100 euro in contanti, provento dello spaccio. Scarcerato e sottoposto alla libertà controllata, ha fatto rientro nel territorio di Treviso e tanto è bastato per far emettere al giudice un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, con il risultato che attenderà in cella il processo a suo carico. Ed ora le primarie del Partito Democratico, che hanno visto anche in Veneto e nella Marca la vittoria di Zingaretti. Vediamo com'è andata ieri a Treviso. Quanta gente è arrivata qua? Circa 1 migliaio di persone nel giro di 2 ore e mezza. E questo è il segnale che il Partito Democratico a Treviso e nella Marca è più vivo che mai. E queste code dal mattino sia in Piazza dei Signori che negli altri seggi allestiti un po' ovunque nella Marca danno nuova forza al centro-sinistra trevigiano. Oltre 13.000 i votanti, qualche centinaio in più rispetto alle ultime primarie del 2017. Maggioranza schiacciante per Zingaretti con il 68%, seguito da Martina con poco più del 18% ed infine Giachetti con il 12%. Ma è la voglia di cambiamento che gli elettori hanno voluto esprimere in maggioranza con questo voto. Posso chiedere perché è venuto a votare? No, Perché è venuto a votare? Perché è ora di cambiarla questa situazione. Per dare un'alternativa a questo paese, a questo governo. Abbiamo bisogno di un'opposizione, abbiamo bisogno di forze nuove, abbiamo bisogno di una nuova sinistra, di qualcuno che contrasti questo dilagare di un governo assolutamente populista. Seggi contornati di polemiche, quello in Piazza dei Signori con la visita dei vigili per i cartelli e quelli criticati dalla Lega come Roncade perché allestiti nelle sale consigliari. Un voto per cambiare questo PD? Tutte e due. Il PD era una buona idea, non ha funzionato come doveva funzionare, si può cambiare. Il partito è da rimettere in forma e credo che attraverso uno spirito di squadra, di unità, riusciamo a farcela. Un successo comunque le primarie, addirittura inatteso dagli stessi attivisti. Questa mattina abbiamo fatto fatica a dare le schede per il voto. È vero che siete tornati perché le avete finite? Abbiamo finito le schede, abbiamo dovuto stamparne di nuove perché non potevamo più fare in modo che la gente votasse. Una voglia di partecipazione che ha contagiato anche i turisti presenti in città. Penso sia necessario votare per queste cose qui, è democrazia, che non devono essere i partiti a decidere i premier, ma deve essere i cittadini. Senta, ma cambiare il partito o cambiare l'Italia? Il partito dovrebbe cambiare l'Italia. Questi dunque i commenti dei militanti che ieri hanno votato nel prossimo servizio, quello di volti noti del partito ma anche degli avversari. Sentiamo. Ho votato scheda bianca, così come nel mio circolo del PD di Roncade, perché in questo momento non ho sentito nessuna parola chiara e nessun impegno chiaro da parte di nessuno dei 3 candidati alla segreteria rispetto al voto trasversale dei Veneti del 22 ottobre del 2017. Sembra quasi che Zingaretti abbia voluto seguire l'indicazione critica di ieri dell'ex onorevole Simonetta Rubinato per iniziare un dialogo con il Nord e il Veneto in particolare, visto che oggi ha già annunciato una proposta del centro-sinistra per le autonomie come primo punto della sua agenda da neosegretario del Partito Democratico. Primi segnali che non solo simpatizzanti ed attivisti attendevano oramai da tempo. C'è bisogno di visione, c'è bisogno di prospettiva soprattutto per i nostri figli, quindi è fondamentale che una forza come il Partito Democratico sia una forza aperta, una forza che lanci un'idea di futuro, un'idea di paese, un'idea di Veneto e anche di città. Soddisfazione soprattutto al segretario provinciale dei Democratici trevigiani. La risposta è stata senza dubbio molto positiva, siamo contenti. Questo è un dato che dimostra che anche in provincia di Treviso, in un territorio storicamente difficile, il Partito Democratico c'è, è vivo e continua a essere il principale punto di riferimento
per organizzazione e capacità di mobilitazione di tutte quelle forze, di tutto quel campo di forze politiche e civiche che non si riconoscono nella Lega. Risultati più che soddisfacenti che vengono commentati così dall'altra parte dello schieramento politico. Analizzo i dati, analizzo anche gli schieramenti, mi pare che anche questa volta non abbia vinto la linea dell'ex sindaco Manildo, ma abbia vinto l'altra corrente. Poi il confronto genera sempre un percorso costruttivo per la città, quindi è importante che ci sia un'opposizione, è importante che l'opposizione venga fatta con responsabilità e soprattutto sui temi. Sindaco che chiude così la polemica sul passaggio dei vigili al seggio di Piazza dei Signori. Ci sono dei regolamenti che vanno rispettati da tutti, in primis i partiti che devono sempre dare il buon esempio. Ad un mese dal ferimento il nuotatore Manuel Bortuzzo rivive quegli istanti e rivela l'amore per la fidanzata. Nel frattempo ha ricevuto in queste ore anche la lettera del governatore Zaia. Non gli spari, non la paura, non il dolore. A un mese di distanza da quella drammatica sera in piazza Eschilo a Roma, Manuel Bortuzzo, il nuotatore 19enne di Morgano rimasto paralizzato e ora in riabilitazione, ripercorre quegli istanti sui social, non con disperazione, non con odio né con desiderio di vendetta. È l'amore a prevalere. Sui social pensa a Martina, la sua fidanzata, e rivela: ciò che voglio ricordare è quell'attimo in cui sono caduto a terra, un attimo prima di non ricordare più nulla, quel momento in cui cercavo di pensare a tutte le cose che non sono riuscito a fare nella mia vita, ma non ci riuscivo. Il mio unico pensiero era: ora o mai più, lo deve sapere. Ed è lì a terra che ho preso il suo viso nelle mie mani e le ho detto per la prima volta: ti amo. Per me il 3 febbraio è stato questo. Mentre in tutta Italia continua la mobilitazione di nuotatori e non per Manuel, per il suo recupero, i suoi post, le sue foto, i suoi racconti continuano a impressionare in positivo, così come aveva fatto nelle ore immediatamente seguenti al ferimento la compostezza della famiglia. E sul profilo Tutti con Manuel compare anche la lettera che il governatore Luca Zaia ha inviato al giovane atleta insieme a una bandiera con la dedica Manuel non mollare. Sono davvero orgoglioso, scrive Zaia nella missiva, di un veneto come te. Stai affrontando la tua situazione con grande coraggio e determinazione, virtù che sono degne di un vero leone. Mi auguro che per la caparbietà che ti distingue tu possa continuare questo cammino di ripresa e ritrovare la serenità per guardare a un futuro che ti vedrà ancora campione in tutto ciò che affronterai. Ti stringo forte e ti auguro ogni bene. Lo stesso Zaia rimane in contatto con il presidente della Federnuoto Paolo Barelli, a cui ha ribadito pieno sostegno suo e della regione a Manuel. Linea alla regia ora per la pubblicità. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con il TG di Treviso. Torniamo a parlare degli aiuti per il piccolo Joe. È stato necessario aprire un nuovo conto corrente che sostituirà quello vecchio per le tante donazioni che sono arrivate. Ecco, sentiamo. Beh, una mobilitazione simile per aiutare il suo piccolo Joe, proprio Erika Molinarolo, non se l'aspettava, da quando un paio di settimane fa ha lanciato dal nostro microfono quell'appello accorato per raccogliere la cifra necessaria per operare il suo bimbo, affetto da una grave malformazione alla gamba. La solidarietà di voi telespettatori è stata enorme, tanto che sentite cosa è successo. Abbiamo avuto un piccolo intoppo, in senso anche positivo, perché non possiamo più ricevere donazioni sulla PostePay di cui avevate l'IBAN. Abbiamo già segnalato a voi infatti che è stato cambiato, perché abbiamo superato il plafond della carta. Abbiamo aperto stamattina un conto nuovo e ci stiamo premurando di passare l'IBAN un po' a tutti quanti per continuare appunto le donazioni. Superato il plafond della carta, incredibile ma vero, aperto un nuovo conto, da questa sera cambiano dunque gli estremi dell'IBAN, cancellate quello vecchio, usate solo quello che state vedendo sui vostri schermi, mantenendo sempre l'intestazione Erika Molinarolo e la causale Diamo il meglio a Giovanni. Continuiamo tutti ad aiutare il piccolo Joe. Ed ora la pagina dello sport, basket, grande soddisfazione, quella vissuta ieri dagli appassionati della pallacanestro trevigiani, la conquista da parte della De Longhi Treviso della sua prima Coppa Italia. Capitano Imbrosso leva al cielo il primo trofeo della storia straordinaria della De Longhi Treviso, storia di una rinascita, di una seconda vita per la pallacanestro trevigiana
che nel giro di pochissimo tempo ha portato alla conquista della Coppa Italia della Serie A2. Nella finale di Porto San Giorgio i biancocelesti, trascinati da un David Logan inarrestabile, hanno sconfitto i rivali storici della Fortitudo Bologna per 84-75, esitando nei primi minuti, poi mettendo in campo una difesa efficace e riuscendo a liberare Logan dalla pressione degli avversari. In sala stampa arriva un coach Menetti in stato di grazia. Lui, ex Montegranaro, parla di un primo trofeo arrivato in un posto che considera magico. È una bella soddisfazione, credo soprattutto una bella soddisfazione per la società, perché Treviso in questi 6 anni ha fatto qualcosa di incredibile, ha sfiorato più volte il fatto di ritornare in Serie A, e comunque è ripartita dal nulla e adesso quantomeno così ha un piccolo fiore all'occhiello che gli possa dare un po' di consapevolezza e soprattutto anche una soddisfazione per la società e per tutti quelli che stanno portando avanti una grande realtà del basket italiano. Coppa che rilancia le ambizioni in campionato, i protagonisti si godono il successo. Da martedì, dicono, si comincerà a ragionare della prossima sfida proprio contro Montegranaro. Sono felicissimo, sono contentissimo, ce la siamo meritata, abbiamo fatto 3 grandi partite, quindi ce la siamo meritata e sono molto felice di tutta la squadra. Soprattutto per me, perché essendo capitano a pochi giorni ho alzato il mio primo trofeo, quindi credo sia molto emozionante. Poi è stato, essendo il primo titolo magari dei monti, emozionante, è bello e questo lo dedichiamo soprattutto ai tifosi. E a grande richiesta l'intero match sarà trasmesso domani sera a partire dalle 20:45 su Tele Nord-Est, emittente del nostro gruppo Media Nord-Est. Ed ora il Carnevale, perché domani è martedì grasso e Carnevali di Marca con i suoi 20 carri ed animazioni sfilerà a Conegliano. Per l'occasione Antena 3 trasmetterà l'intera sfilata in diretta a partire dalle 14:45. Il martedì grasso a Conegliano si passerà divertendosi con la tradizionale sfilata di carri allegorici e con la partecipazione di 20 tra carri e gruppi mascherati. L'evento, completamente gratuito, sarà visibile anche da casa grazie alla diretta di Antenna 3. Per la festa sono attese dalle 10.000 alle 15.000 persone. Tutto è pronto, come conferma il sindaco di Conegliano Fabio Chiesi. Tutto pronto? Ma assolutamente sì, il Carnevale è uno degli eventi che riportano i grandi bambini, che fanno felici i bimbi. Un appuntamento fisso che vede arrivare in città dalle 10 alle 15.000 persone, per cui veramente un afflusso meraviglioso. Una festa con un occhio di riguardo anche quest'anno sul fronte della sicurezza. Abbiamo messo in campo parecchi uomini per quanto riguarda la sicurezza, 70 uomini per l'esattezza, 18 per quanto riguarda la polizia locale e 52 gli operatori di protezione civile e associazioni di volontariato. La partenza della sfilata, quindi l'inizio della festa carnevalesca in piazza, è per le ore 14:30 e coinvolgerà via 9 febbraio, Corso Mazzini, Corso Vittorio Emanuele, via Cavour e via Garibaldi, via Colombo, viale Carducci e piazzale San Martino. Il centro cittadino naturalmente sarà chiuso al traffico già dalle 13:30, per cui noi adotteremo le chiusure come ogni anno. I parcheggi consigliati sono quelli che si utilizzano normalmente come parcheggi scambiatori, come per esempio giù in via Pittoni e via Del Ruio, che sono quelli più prossimi al centro cittadino. Attenzione però, chi vuole partecipare all'evento deve rispettare alcune regole. Petardi e bombolette spray sono severamente proibiti. Sì, la sanzione naturalmente è amministrativa e va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500, naturalmente poi c'è la sanzione accessoria del sequestro dei petardi o delle bombolette spray. Uno sguardo ora alla nostra programmazione, tra pochissimo torna a 20:10, ospite in studio questa sera il sindaco di Treviso Mario Conte, poi come ogni lunedì torna a partire dalle 21:15 Ring, ospiti di Ferdinando Avarino, l'onorevole Alessandro Zan del Partito Democratico, Alberto Villanova della Lega e l'onorevole Raffaele Baratto di Forza Italia. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio al meteo. Arrivederci.
Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ben ritrovati al meteo. La giornata di martedì 5 marzo sarà ancora all'insegna del tempo stabile grazie alla costante presenza dell'alta pressione. Vediamo la situazione nel dettaglio. Come anticipato, sul Veneto il tempo sarà asciutto, il sole infatti dominerà sulla nostra regione e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Qualche nube in più sarà possibile solamente sul bellunese, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature sempre lievemente sopra la media stagionale, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 17 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità perché anche in questo caso sarà una splendida giornata di sole, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche foschia mattutina sul Pordenonese, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 15 gradi. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni di bel tempo stabile, sarà infatti una giornata caratterizzata dal sole. La grafica ci mostra che il cielo sarà poco nuvoloso sui settori meridionali, ma risulterà a tratti coperto invece altrove. Temperature minime comprese tra 2 e 3 gradi, le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.